centro commerciale a Sydney. Nella struttura c'era anche un trevigiano, Paolo Beraldo. Ho sentito le urla e il suo racconto, poi sono suonate le sirene, capisco soltanto ora il pericolo scampato. Tragedia a Fara di Soligo, 80enne colto da malore al volante, si schianta frontalmente con un'altra vettura, l'anziano muore sul colpo, a cercare di soccorrerlo il sindaco Perencin. A Resani i funerali di Alfredo Ceccone, il 54enne ciclista travolto e ucciso da un 90enne alla guida, commossi gli amici e i compagni di squadra. Furgone dato alle fiamme, il rogo si propaga all'ex filatura San Lorenzo di Villorba, capannone abbandonato da anni, i vigili del fuoco spengono l'incendio, caccia i responsabili. Il vice sindaco di Treviso tra i 6 candidati veneti alle europee con la Lega, pronto alla sfida, dice a svolgere il doppio ruolo, ma Conte è chiaro, se verrà eletto dovrà concentrarsi sull'Europa. Nuova protesta dei commercianti di Roncade contro la pista ciclabile che ha cancellato alcuni parcheggi, in pochi giorni perdite di incassi del 20-30%, le nostre attività stanno morendo. Varo notturno in tempi record per la passerella sulla Noalese che andrà a cambiare la mobilità da e verso l'aeroporto Canova. Al treno della memoria che partirà da Treviso, lo sfilamento delle penne nere fino alle cerimonie all'interno della caserma Goi Pantanali, domani dalle 9 in diretta su Antenna 3 il 10° raduno del battaglione Gemona, a Gemona del Friuli. Il giornale di Treviso è dunque in primo piano, ciò che abbiamo raccontato per primi nella nostra prima edizione questa mattina con Christian Arboit in diretta, la testimonianza di Paolo Beraldo, il trevigiano che si trovava all'interno del centro commerciale sconvolto dalla strage a Sydney, l'attacco appunto con sette vittime. Il suo racconto raccolto da Christian Arboit, le sue parole, ho sentito le urla, ha detto sono suonate le sirene e soltanto ora mi rendo conto del pericolo scampato. Inizialmente non ci siamo resi conto di quello che stava succedendo. Io stavo camminando giù dalle scale mobili quando ho visto che stavano chiudendo alcuni negozi e delle persone stavano correndo. Sono andato giù in un negozio per fare la spesa ed è in quel momento che hanno chiuso le serrande ed hanno iniziato a suonare le sirene. We are in lockdown here, there's some crazy person. Ha vissuto attimi surreali Paolo Beraldo, trevigiano di 46 anni, testimone nell'inferno del Westfield, il centro commerciale di Sydney, teatro della follia di un quarantenne che ha ucciso a coltellate 6 persone, ferendone altrettante, tra cui un bimbo di 9 mesi. Con ogni probabilità le saracinesche abbassate di tutta fretta alle sue spalle hanno messo al riparo Beraldo dalla furia del killer. Per i primi 20 minuti nessuno sapeva veramente cosa stesse succedendo. Poi circolava voce appunto che una persona stava accoltellando delle persone, però non si sapeva se fosse una persona o più persone in realtà che stavano compiendo l'atto. Le urla erano più di persone che stavano correndo perché non tutti sono riusciti a entrare nei negozi, alcune persone sono proprio scappate dal centro commerciale correndo. Nel centro commerciale è quindi il panico, come documentato dai video di chi c'era e che fin da subito sono circolati in rete. Il 46enne racconta lo smarrimento iniziale e poi il caos. La tensione è cresciuta quando dovevamo evacuare, perché anche gli addetti alla sicurezza non sapevano bene la procedura, non sapevamo dove dovevamo evacuare, quindi quello è stato proprio il momento di tensione dove non sapevamo appunto cosa stesse succedendo, perché poteva anche essere forse un'allarme bomba. Beraldo, che a Sydney lavora come fisioterapista, è cittadino australiano dal 2019 e fino a qualche settimana fa era ritornato nella sua Treviso, poi la decisione di partire nuovamente. La consapevolezza del rischio corso è emersa poco alla volta. È un po' adesso insomma che mi sono reso conto di essere stato a 50 metri, insomma 100 metri da un attentato, insomma. Di averla scampata poi nella vita, insomma, sì. 100 metri, 10 metri, comunque insomma l'abbiamo scampata. Sia io che altri miei amici che erano lì e non sapevo fossero lì, ci siamo sentiti per messaggio e insomma era una coincidenza che fossimo tutti lì. Di sicuro si può parlare di fortuna, adesso c'è da capire un po' come la città reagirà a questo evento.
Torniamo nella Marca con una tragedia della strada. Ci sarebbe un malore alla guida all'origine dell'incidente frontale che si è verificato nel pomeriggio tra Col San Martino e Fara di Soligo, causando la morte di un pensionato, un ottantenne di Mosnigo. L'episodio in via Brigata Mazzini, coinvolte 2 vetture, una Toyota e un Opel. Al volante di quest'ultima c'era l'anziano che improvvisamente avrebbe sbandato, finendo prima contro il muretto di recinzione di un'abitazione e poi contro la macchina che sopraggiungeva dalla direzione opposta. I primi a soccorrere sono stati il sindaco Mattia Perecin, che era a bordo di una delle vetture che seguivano e quindi ha assistito allo schianto, e un'infermiera. Inutile purtroppo ogni tentativo di rianimarlo anche da parte del suo M118, che ha trasportato in stato di shock l'altra conducente al pronto soccorso di Conegliano. E a proposito di tragedie sulla strada, domenica scorsa lo schianto a Castelcucco, oggi pomeriggio l'addio di Resana ad Alfredo Ceccon, il 54enne ciclista travolto e ucciso da un 90enne, lo ricorderete alla guida appunto a Castelcucco. Commossi gli amici e i compagni di squadra durante i funerali. Sì, ci manchi, ma non vogliamo pensare che la morte sia l'ultimo tuo traguardo, l'ultimo traguardo della vita. Noi crediamo che il nostro podio sarà da condividere tutti insieme nella gloria del Padre. E allora, caro Alfredo, continua a correre per noi in cielo. Usa il linguaggio del ciclismo Don Denis nell'ultimo saluto ad Alfredo Ceccon, il 55enne morto domenica scorsa in sella alla sua bici, travolto dall'auto condotta da un 90enne, ora indagato per omicidio stradale. L'incidente in via Santa Lucia a Castelcucco, in quella che doveva essere una giornata di sport e allegria per l'R2 Team, la squadra dilettantistica di Resana. Ceccon è spirato davanti ai compagni, gli stessi che nel pomeriggio lo hanno accompagnato all'entrata della chiesa di San Marco. La morte ci ha rubato Alfredo e lo ha fatto con quella freddezza e precisione che ci lascia tutti profondamente scossi e impotenti. Tutto sembra così surreale, impossibile, ma purtroppo è accaduto. Fianco a fianco il sindaco di Resana Stefano Bosa e quello di Castelcucco Paolo Mares, oltre 500 le persone che hanno voluto esserci per abbracciare la madre e la sorella. Presente anche l'Avis, cui Ceccon era iscritto, l'ultima donazione, la 115esima nel marzo scorso. Proprio la bontà d'animo, ricorda un amico, era il suo tratto distintivo. E non esistono parole che riempiano il vuoto che lasci. Spavaldo, esagerato, estroverso, volevi sempre nascondere la tua anima spia, timida e soprattutto buona. Il tuo far del bene senza darlo a vedere, la tua totale mancanza di secondi fini. Adesso capiamo che grande lezione ci lasci. Da Resana a Villorba, andiamo a Villorba, sono stati momenti di paura per un incendio che ha interessato nel pomeriggio l'ex filatura San Lorenzo, siamo tra Villorba e Spresiano, un incendio fortunatamente domato dai vigili del fuoco, ma a quanto pare un incendio nato da un rogo doloso. Ci racconta tutto in diretta Edi Kaliman, buonasera Edi. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori. Vedi dietro di me ancora le camionette dei vigili del fuoco che stanno ultimando i lavori non tanto di spegnimento quanto di verifica della messa in sicurezza dello stabile. Come detto bene, parliamo dell'ex filatura San Lorenzo, un edificio e un'attività andata in fallimento e un edificio in disuso da moltissimi anni e di cui si è parlato appunto per anni del suo recupero. Un incendio che
appare doloso che è scoppiato dall'interno del fabbricato che noi vediamo alle mie spalle con l'aiuto di Mattia Pizzaia. Siamo precisamente a Visnadello e a proprio 2 passi dalla piazza che si trova proprio qui davanti a noi. Con noi sul posto sono accorsi subito dopo l'allarme lanciato dai residenti che hanno visto questa nuvola di fumo altamente densa. Hanno allertato le forze dell'ordine e sul posto sono arrivati subito il sindaco di Spresiano e quello di Villorba. Siamo esattamente al confine tra i 2 comuni. Con me ci sono l'assessore alla sicurezza di Spresiano Giuseppe Mestrineri e il sindaco di Villorba Francesco Soligo. Dunque, cosa avete visto quando siete arrivati, sindaco? Sì, buonasera a tutti. Io sono stato contattato verso le 18:30, sono arrivato e i vigili del fuoco erano già all'opera. Anzi, avevano già spento quasi del tutto l'incendio, era presente il SUEM, i carabinieri, i vigili urbani sia di Villorba che di Spresiano e il collega di Spresiano. Quindi niente, ci siamo assicurati che la zona sia stata messa in sicurezza e adesso l'incendio è del tutto domato. Allarme rientrato, il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra aveva consigliato ai cittadini tramite i suoi social di chiudere le finestre per eventuali fumi tossici che ci confermano non esserci. Assessore, però si parla di un incendio doloso da un furgone probabile. Dicono. Questo è quello che dicono, intanto buonasera a tutti. Hanno trovato all'interno un furgone che è stato completamente divorato dalle fiamme e presumibilmente tutto è partito da lì. Che sia stato qualcuno, questo non lo sappiamo ancora, saranno i carabinieri che faranno le opportune verifiche. Noi siamo arrivati qui alle 18:15 circa, avvisati da qualche cittadino perché c'era una grande nuvola, colonna di fumo che si alzava, sembrava fosse al centro di Visnadello, quindi ci siamo precipitati celermente qui per verificare il tutto, ma i vigili del fuoco erano già presenti, come ha detto il sindaco Francesco Soligo, erano già presenti, avevano già domato quasi interamente l'incendio e quindi grazie per l'intervento tempestivo abbiamo scongiurato qualche problema più grosso. Esatto, siamo proprio infatti a 2 passi dalla Pontebano, una strada molto trafficata, i trevigiani la conoscono bene. Parlano di bombole trovate vicino a questo furgone all'interno. Hanno detto che hanno trovato qualcosa, adesso io quante, come, cosa non ve lo posso dire, hanno confermato di sì comunque. Nicola, da Villorba per il momento è tutto, ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. A te la linea. Grazie davvero Edi Calliman e Mattia Pizzaia e ai tuoi ospiti. Torneremo alla cronaca fra poco, prima però apriamo una pagina sulla politica a partire dalla ufficializzazione dei 6 candidati veneti alle europee per la Lega. Tra questi c'è il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera. Quindi grazie a tutti i candidati a nome di tutto il movimento politico. Il segretario regionale della Lega Alberto Stefani sceglie Treviso e la terza edizione della scuola politica per annunciare a sorpresa i 6 candidati veneti alle elezioni europee. Li abbiamo voluti presentare per primi ai militanti del partito, spiega. Abbiamo figure che vengono dal mondo del territorio, ripeto, e sono espressione dei territori. Ai 2 uscenti, il veronese, segretario della provincia Scaligera e vice segretario regionale Paolo Borchia e l'avvocatessa veneziana Rosanna Conte si aggiungono il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera e di Rossano Morena Martini e poi i sindaci di Porto Tolle Roberto Pizzoli e di Pozzonovo la deputata Arianna Lazzarini. 6 nomi ai quali andrà ad aggiungersi il capolista. Molti in sala aspettavano l'annuncio che però non è arrivato. Secondo i ben informati sarà il generale Roberto Vannacci, anche se si continua da più parti a fare il nome del presidente Zaia. Potrebbe essere Vannacci, ma le scelte sono appunto della segreteria federale, perché il collegio non è solo Veneto, è un collegio del nord-est. Zaia piace ovviamente, come ho sempre detto, Zaia può fare qualsiasi tipo di sfida e sa benissimo che qualsiasi tipo di sfida la vincerebbe. È una figura che rappresenta un elemento di forza di questo movimento politico in Veneto. Ma il nome di Vannacci non convince proprio tutti. Io di mio preferisco sempre l'espressione territoriale, chiaramente poi il partito decide,
e questa sì forse sarebbe la prima volta, credo. Alessandro Manera, che si dice contento di poter rappresentare Treviso e l'intera Marca in questa sfida europea. Vedremo di dare il meglio come città, come territorio, per rappresentare quello che è anche un modello amministrativo di un certo tipo che abbiamo portato avanti questi anni. Intanto l'eventuale vittoria del vice sindaco di Treviso in Europa potrebbe portare ad un ripasso di giunta, nonostante non vi sia incompatibilità tra le due cariche. Vedremo cosa fare, ma vedrà soprattutto il sindaco qual è la mia destinazione. Lei comunque sarebbe disponibile a fare entrambi i ruoli? Sì, perfettamente. Peraltro al giorno d'oggi le tecnologie ti consentono anche di collegarti dall'esterno. Io sono dell'idea che ognuno deve ricoprire un solo ruolo e lo deve far bene. Ha fatto benissimo l'assessore, sta facendo benissimo il vice sindaco. Se un domani sarà impegnato a livello europeo è giusto che si dedichi all'Europa. Però ripeto, oggi ci dobbiamo concentrare sulla sua elezione. E intanto da Vittorio Veneto, dove ha benedetto la corsa di Azione al fianco di Gianluca Posocco alle amministrative di giugno, il padovano Carlo Pasqualetto lancia la sua candidatura alle europee per il partito di Calenda. I temi più importanti sono la trasformazione tecnologica e ovviamente la trasformazione energetica in ottica di sostenibilità. Io nella vita faccio l'imprenditore in questi ambiti, quindi nell'informatica e nella digitalizzazione, quindi spero in Europa di poter rappresentare la mia comunità, soprattutto seguendo questi due dossier. Da Vittorio Veneto, dove Azione sarà presente con i propri candidati alle elezioni amministrative, Carlo Pasqualetto, 35 anni, imprenditore nel settore della digitalizzazione, da 14 anni in amministrazione a Padova, si propone come rappresentante in Europa del partito di Carlo Calenda e di un territorio che a Bruxelles deve poter dire la sua. Una comunità fatta di imprese, di socialità, di impegno, che vuole crescere attraverso gli strumenti che Bruxelles mette a nostra disposizione. Noi, la mia generazione, crede che essere in un continente senza mura e senza guerre sia un grande valore. Spero che mia figlia Azzurra possa avere lo stesso fra 20 anni. Qui in Veneto secondo me il clima per Azione è molto buono, perché Azione è il partito del fare. È il partito che crede nell'Europa, però l'Europa si costruisce attraverso proposte che durino nel tempo. Il fatto di avere candidati di grande competenza non è un vanto, non è un punto di arrivo, ma la competenza dei nostri candidati che parlano inglese, si sono formati in Europa, sarà al servizio di una comunità che in Europa trova il luogo naturale in cui verranno prese le scelte che influiranno sulle aziende, le persone e le comunità. Ho avuto una squadra che ha lavorato in maniera molto dura e la sto chiamando a lavorare in maniera altrettanto dura, però sono convinto che se manteniamo quello che è la linea appunto che le persone ci conoscono per Azione, per quello che è qualcosa che trasmette un messaggio nuovo, penso che potremmo toglierci delle belle soddisfazioni. Intanto oggi in tutto il Veneto i gazebo della Lega per presentare ai cittadini i risultati raggiunti sul tema dell'autonomia. A Treviso il punto lo ha fatto il segretario del Carroccio, Stefani. Abbiamo fatto 4 sedute fiume proprio negli ultimi giorni e l'autonomia potrà essere incardinata alla Camera il 29 aprile. È la prima volta nella storia del Veneto che questo succede. Dopo il via libera al Senato sembra dunque confermata la data del 29 aprile per il passaggio alla Camera dell'autonomia differenziata al termine della discussione in Commissione Affari Costituzionali. Il rischio era che ci fosse un trasferimento, uno slittamento della discussione, invece l'abbiamo chiusa ieri sera dopo 4 giorni non stop di interventi del centro-sinistra di ostruzionismo. Ci saranno gli emendamenti, auspico che le altre forze politiche anche di centrodestra non presentino emendamenti all'autonomia e che vada blindata in aula per poterla presentare poi il 29 aprile. Ovviamente inizia l'incardinamento in aula, poi ci sono normalmente una 60ina di giorni per poterla poi approvare. E a proposito di emendamenti, nei giorni scorsi si era parlato di un possibile atto di Forza Italia. Io ho collaborato bene con i componenti di Forza Italia in Commissione Affari Costituzionali e ho visto un'ottima collaborazione. Auspico che questo ci sia anche dopo, quindi che la riforma vada avanti blindata. Non importa se verrà approvata prima o dopo le europee, specifica ancora Stefani, a noi basta portarla in aula il 29 aprile. L'importante è dare il mandato al relatore. Chi conosce le dinamiche parlamentari sa che una volta che viene dato il mandato al relatore in commissione poi arriva in aula e in aula poi c'è una maggioranza parlamentare che sorregge un governo. La presenza di Stefani a Treviso è stata anche l'occasione per fare il punto sulle prossime amministrative. Abbiamo chiuso il quadro, dice, per i comuni sopra i 15.000 abitanti, su 24 di questi 16 sono in quota Lega. Possiamo dire che il nostro movimento politico è riuscito ad esprimere una grande forza
da un punto di vista anche del peso amministrativo. E allora, a proposito di amministrative, andremo a Vittorio Veneto, ma anche a Mogliano, subito dopo la pubblicità. Rieccoci di nuovo in diretta, il telegiornale di Treviso. Come dicevamo prima della pubblicità, ripartiamo dalle amministrative, andiamo a Vittorio Veneto, dove Fratelli d'Italia ha ufficializzato l'appoggio a Giovanni Braido. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, l'elmo di Scipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le porca la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Il presidente del circolo vittoriese di Fratelli d'Italia Thomas Toffoli, l'imprenditore Fabio Denardi, rappresentanti del mondo sanitario e sociale. In Piazza del Popolo, sguardo al municipio, il partito di Giorgia Meloni ha presentato la sua lista ufficializzando il sostegno a Giovanni Braido. Io ho accettato le scelte, non sono per le imposizioni, è giusto che ognuno presenti i candidati che ritenga opportuno presentare, sapendo il loro candidato che sono io come la pensa, qual è il suo orientamento, assolutamente apertura massima senza nessuna preclusione. Dalla deputata Marina Marchetto Aliprandi all'ex sindaco Giancarlo Scottà, al consigliere di Treviso Davide Acampora, molti i volti in piazza a sostegno del candidato. Abbiamo intenzione di ritornare per finire quello che non è stato finito dopo 15 anni. Lega e Fratelli d'Italia per Braido, come era stato nell'ultima tornata per Antonio Miatto, che insieme alla sua squadra ha intrapreso questa volta però un'altra strada. Ricordo che qualcuno probabilmente 5 anni fa ci riteneva appetibili, oggi per scelte dinamiche più personalistiche e politiche invece ritiene che Fratelli d'Italia non debba stare in determinate coalizioni. Noi cerchiamo di proporre alla città un volto secondo me stimato come l'avvocato Braido e siamo convinti che questa sia una scelta positiva per la città. Molti punti di convergenza con Fratelli d'Italia, dice Braido, dal sostegno alle fasce deboli alla sicurezza. Di ruoli e incarichi, in caso di vittoria, non si è parlato. Il presidente provinciale respinge con decisione questa ipotesi. Io non sono abituato a partire dai ruoli, ma parto prima dai progetti, dalle idee, dalle persone e dopo arrivano i ruoli. Io non sono abituato a chiedere prima di aver dimostrato. Questo nella vita sia politica ma nella vita di tutti i giorni. A poca distanza nel quadrilatero la sede elettorale di Gianluca Posocco, per lui la civica del sindaco, poi Forza Italia e la lista da re, e c'è una quarta lista in arrivo. La mia lista è super completa, ci sono tanta gente che ha chiesto di entrare e non riesco a collocarli, quindi farò una quarta lista a sostegno di Gianluca Posocco perché non sono riuscito a soddisfare tutti. Tony D'Aressi pesa politicamente nella sua Vittorio Veneto dopo lo strappo dalla Lega ufficiale e l'espulsione dal partito. Lo fa scendendo in campo con una lista che porta il suo nome, ma una quarta annuncia è in arrivo. Sullo sfondo immancabile la bandiera del Veneto. La bandiera del Veneto è la mia bandiera, come ripeto io sono ancora della Lega, anche se sono stato espulso, io non cambio casacca, rimango attaccato a questo movimento politico da cui sono iscritto da 40 anni. In una delle vetrine vuote del quadrilatero, scelta anch'essa simbolica, la sede elettorale di Gianluca Posocco, sostenuto, oltre che da Darè, dalla civica moderata Posocco Sindaco, la persona al centro, dove confluiscono anche i candidati di Azione, e da quella di Forza Italia. E nella nostra lista, che è veramente una lista civica, confluiscono personalità, anche pensieri diversi, ma tutti di uomini e donne e uomini che già si stanno impegnando a favore della persona in senso lato. Noi siamo contenti della scelta perché sappiamo della qualità e delle capacità di Gianluca Posocco, però sappiamo anche che questa scelta non è del tutto indolore. Noi siamo quelli che politicamente rischiano di più, dice il coordinatore azzurro, ma la strada è segnata e anche la sfidante di centrosinistra Mirella Balliana si ferma a dare un saluto e un in bocca al lupo a Posocco, col quale c'è maggiore affinità, dice, rispetto a Braido. In parte sì, nel senso che noi come opposizione abbiamo sempre cercato di fare un'opposizione costruttiva. Abbiamo sempre avanzato istanze che derivavano dal territorio e quindi tendenzialmente queste istanze in parte sono state accolte, poi ci sono state delle prese di posizione un po' più rigide, ma comunque noi siamo sempre per la collaborazione e per cercare di fare il bene della città.
Anche in vista di un eventuale ballottaggio può essere interessante questa affinità? Ma non lo so, non ho mai pensato a questo, so che comunque veniamo da due mondi fra virgolette diversi, ma c'è sempre il rispetto e la base è che comunque entrambi hanno a cuore l'amore per questa magnifica città. Un cantiere in corso, insomma, a Vittorio Veneto. Andiamo a Mogliano adesso invece, dove sono 3 le liste della coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Giacomo Nilandi. La parola chiave è no alla retorica dell'uomo solo al comando. Noi vogliamo dire alle persone che, al netto di quello che si dice in giro, la nostra è la proposta migliore, la nostra è la proposta maggioritaria, ma soprattutto sarà la proposta vincente per Mogliano Veneto. Insieme si può è lo slogan della coalizione di centrosinistra che a Mogliano si presenterà con 3 liste a sostegno del candidato sindaco Giacomo Nilandi, vincitore a novembre delle primarie. La prima lista è quella del Partito Democratico, la seconda è quella di Mogliano Bene Comune Alleanza Verdi Sinistra, la terza invece è una lista civica che è quella di Spazio Libero. Da oggi i cittadini potranno conoscere non solo i volti che rappresentano il nostro progetto, ma anche il nostro progetto con il nostro programma. Nessun capolista per il PD che sceglie di dare la stessa importanza a tutti i candidati, così anche la lista civica Spazio Libero, composta da candidati con esperienza amministrativa e cittadini impegnati nel sociale. A guidare Mogliano Bene Comune per l'Alleanza Verdi Sinistra Elena Quiliquini e Cesare Bulegato. Lista composta per 2/3 da giovani, ragazzi e ragazze. Unità, la parola chiave che lega le 3 liste. Un progetto collettivo, spiega Nilandi, contro la retorica dell'uomo solo al comando. In questa guerra tra bande noi lanciamo un messaggio chiaro che il centrosinistra è unito ed è unito non sulla base di accordi di potere, ma è unito sulla base delle idee e dei programmi. A Mogliano per sostenere Nilandi anche Carlotta Bazza in rappresentanza dell'ala democratica della città di Treviso e il PD provinciale e nazionale con Giovanni Zorzi e Rachele Scarpa. È una candidatura forte, giovane e credibile e rappresentativa di una squadra che è altrettanto radicata nel territorio ma anche con una forte spinta al cambiamento per questa città. Torniamo per un attimo alla cronaca. Sono stati giorni intensi di controlli antidroga nelle scuole della Marca da parte dei Carabinieri di Treviso con il supporto del nucleo Carabinieri Cinofri di Stanza Torreglia. Stamattina in particolare i militari hanno setacciato con il supporto della dirigente scolastica Anna Durigon l'Istituto Superiore Palladio, impegnato il cane antidroga Corina che ha ispezionato, come vediamo, zaini, locali e parti comuni della scuola. Nessuna criticità è stata fortunatamente rilevata. E a proposito di lotta alla droga, un 20enne trevigiano è stato arrestato a Villorba nei pressi di un centro commerciale. Il giovane aveva con sé circa un etto di hashish e più di 600 euro, somma ritenuta provento di spaccio. Dovrà anche rispondere del possesso di un coltello da cucina e di una mazza tipo muratore, materiale e denaro posti ovviamente sotto sequestro. A Roncade adesso, perché l'abbiamo visto in diretta questa mattina nella prima edizione, il singolare funerale del commercio. Vediamo perché. Nastri viola attesi all'esterno dei negozi che si affacciano sulla centralissima via Roma. I commercianti di Roncade inscenano simbolicamente il funerale delle loro attività commerciali. Una protesta, la loro, che continua dopo la realizzazione della nuova pista ciclabile che ha di fatto ridisegnato l'assetto dei parcheggi del centro, utilizzati soprattutto dai clienti dei negozi. Nel caso mio la merce pesa, bisogna portarla distante e quindi c'è gente che ha problemi motori e via dicendo che si lamentano. Ha stimato le perdite, signor Silvano? Penso attorno a un 30% sicuramente. Questa settimana qua subito d'impatto così. Ancora non le abbiamo stimate, ma la gente non c'è più in negozio. Ho fatto dei conteggi a breve, dal lunedì al giovedì ho visto, in quanto i tabacchi sono scaricati elettronicamente, un ammanco di un 25%. Fuori dalle attività, insieme ai nastri, anche cartelli nei quali si fa riferimento agli anni difficili del Covid, poi le diverse cifre delle perdite in termini di incassi. Per lei qual è la situazione? Per me è tragica, perché comunque io ho un negozio di articoli per bambini e quindi ho a che fare con tante mamme, quindi tante carrozzine, tanti bambini per mano e tante nonne. E la problematica è tanta. Quando si lamentano più di 1, 2, 3 che mi telefonano e mi dicono: Catiuscia, volevo passare ma ho fatto 3 giri, non trovo parcheggio, vengo un altro giorno. A me hanno addirittura tolto più di 4-5 parcheggi. Col senno di poi, io sono 3 anni che comunque ho questa realtà qui a Roncade,
non so se avrei preso questo negozio. Siamo un ristorante e lavoriamo tanto col menù fisso e gli impiegati operai, avendo un'ora solo di libertà, non possono perdere tempo a trovare un parcheggio. Oggi 30, è la prima settimana, tra una settimana suberemo un'altra perdita. Cioè, ci stanno costringendo che noi per passare un anno di tempo dovremo chiudere. Inizieremo a licenziare dipendenti. Intanto tra i negozi continua la raccolta firme. Mediamente siamo già oltre i 750 persone che hanno firmato, quindi 750-800 persone, ma ripeto, sarà un'altra settimana molto carica perché vengono apposta a firmare nei negozi, che andremo a consegnarle fisicamente proprio in municipio. Cambiamo argomento, torniamo a Treviso. Il varo notturno è in tempi record per la passerella sulla Noalese che andrà a cambiare la mobilità da e verso l'aeroporto Canova. È tutto andato bene, sostanzialmente i lavori di dettaglio finiranno domani. Ringrazio il sindaco che l'ha fortemente voluta, la polizia locale e il settore dei lavori pubblici che hanno fatto tutta una studio, una serie e lavorazioni sulla viabilità, perché non era facile fare una interclusione in un'arteria così importante. Il varo è avvenuto di notte e in tempi record, in modo da non provocare troppi disagi alla circolazione in una delle arterie più trafficate della Marca. La passerella sulla Noalese è quindi in realtà, anche se mancano ancora dei dettagli per renderla utilizzabile. Un'operazione particolarmente delicata, ha affermato il sindaco Mario Conte, e a confermarlo sono anche le immagini realizzate in time lapse dal gruppo Grigolin, cui l'opera è stata commissionata dalla società AR3. Costo 2 milioni di euro. Una volta completata, la passerella permetterà ai passeggeri diretti all'aeroporto Canova di attraversare la strada in sicurezza e altro obiettivo di rendere il traffico più fluido, soprattutto nelle ore di punta. È una passerella che è stata richiesta dai residenti del quartiere, ma è anche una passerella che è fondamentale proprio per dare un unicum ai servizi aeroportuali, quindi parcheggi legati all'aerostazione e anche per avere non avere più il tappo del traffico. Quindi ringrazio anche il settore mobilità e quindi anche l'assessore De Checchi che si è prodigato in questo modo. A Masera adesso, oggi la terza edizione, la prima giornata della terza edizione della Fiera di Orientamento Scolastico. Sono cambiato molto, più adesso sono maturato più che altro, comprendendo meglio quello che è l'uso e come si dovrebbe applicare in modo efficace la tecnologia nel mondo. È solo un esempio di crescita personale nella formazione al lavoro. E Matteo è uno dei tanti studenti che in questo fine settimana sta raccontando la sua esperienza ai tanti ragazzi ma anche a tanti genitori che affollano il Palazzetto dello Sport di Maser per la terza edizione della Fiera dell'Orientamento. Un'iniziativa voluta dagli istituti scolastici e da 9 comuni della Pedemontana del Grappa che hanno sottoscritto la convenzione Insieme per il Lavoro. Ci siamo resi conto che i ragazzi al giorno d'oggi vivono in una società talmente complessa, hanno talmente tanti stimoli che non sono in grado di fare scelte. Ma non sono solo i giovani ad aver bisogno di una guida, stando ai seminari affollati di genitori. Perché riportare a scuola anche i genitori? Perché anche i genitori devono in qualche modo aggiornarsi. Noi viviamo in un mondo che va alla velocità della luce e quindi è necessario che anche loro acquisiscano delle nuove competenze per accompagnare i loro ragazzi. Che serve un orientamento alla formazione aggiornato lo confermano anche i docenti. C'è parecchio interesse, nel senso che li vedo anche più autonomi, vengono qui in autonomia a chiedere informazioni, magari anche non accompagnati dai genitori, o se accompagnati dai genitori chiedono e sono ben interessati. Giovani che qui imparano anche una manualità per molti ancora sconosciuta. E i nostri docenti sono lì apposta per insegnare loro quella che è la manualità necessaria per svolgere la professione di estetista o acconciatore. Ma hanno voglia di muovere le mani oppure sono più propensi a utilizzarle sullo schermo del telefonino? Beh, sicuramente non posso negare che loro siano molto più propensi a utilizzare lo schermo del telefonino, però credo che i ragazzi che scelgono il nostro percorso abbiano comunque un interesse alla professione e quindi abbiano voglia di
imparare e mettersi in gioco. E nel confronto emerge soprattutto il bisogno di formare i giovani verso un corretto uso delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale. Loro sono molto preparati in quello che è l'uso del dispositivo, il cellulare, quello che è il TikTok di turno, però da lì a saper usare bene le tecnologie non hanno ancora questa cognizione e soprattutto la percezione di che questi nuovi media, di quello che possono fare, di quello che possono raggiungere, sia in maniera positiva ma anche negativa. E la consapevolezza arriva con l'istruzione. Ti sei reso conto quindi anche che il telefonino può essere pericoloso? Sì, è molto pericoloso soprattutto per i giovani e per i bambini, quindi va tenuto sotto controllo il come va utilizzato questo strumento. Quindi diciamo che la scuola ti ha dato anche consapevolezza? Sì, abbastanza. Mi ha formato anche dal punto di vista personale, perché con i docenti e con tutto lo staff che c'è a scuola si cresce in tutti e due i settori, sia personale che professionale. In attesa del transito del Giro d'Italia 2024 per le strade di Zero Branco, in programma il prossimo 23 maggio con la tappa Fiera di Primiero Padova, la comunità zerotina si prepara a una serie di eventi. Ieri pomeriggio il primo, quando nella sala consigliare del municipio è stata esposta, la vedete, la bicicletta del leggendario Gino Bartali. Si tratta della bici che contribuì al salvataggio, pensate, di 800 persone durante la Seconda Guerra Mondiale tra il settembre 1943 e il giugno 1944. Nel tubo della bici esposta, Bartali, percorrendo oltre 180 km al giorno, trasportava documenti falsi per consentire l'espatrio agli ebrei perseguitati dal regime nazifascista. Dal 2013, ricordiamo, Bartali è riconosciuto come giusto tra le nazioni. Tante le persone, le abbiamo viste, che hanno ammirato la bici. Presto altre iniziative, come una mostra dedicata al campionissimo Fausto Coppi. Adesso andiamo nel Bellunese. E apriamo con la cronaca. C'è una 92enne in gravi condizioni all'ospedale, rimasta gravemente ustionata in un'abitazione di Taibon, trasportata con l'elicottero Falco in condizioni, dicevamo, molto gravi all'ospedale San Martino di Belluno. È successo questa mattina. A causare le ustioni il ritorno di fiamma della stufa che l'anziana ha cercato di accendere utilizzando dell'alcol. I primi soccorsi sono stati forniti dai sanitari dell'ospedale Papa Luciani di Agordo dopo che i figli che abitano al piano di sopra hanno dato l'allarme. Dicevamo, la 92enne, anche per l'età, è in gravi condizioni con ustioni su tutto il corpo. E adesso il nuovo presidio di protesta degli ambientalisti. Parliamo di Cortina d'Ampezzo, parliamo soprattutto della pista da bob. Non si arrendono gli ambientalisti ed esprimono il loro dissenso nei confronti della nuova pista da bob con una lunga camminata da Soccola fino al cantiere di Ronco, dove gli operai al lavoro si dicono peraltro certi del successo del cantiere nei tempi previsti. Queste le ragioni per cui protestano. Per l'ignoranza politica che insiste a realizzare un'opera assurda che rischia anche, fra l'altro, di non venir pronta per il termine giusto. Io sono qui perché sono un giovane cittadino ampezzano, vivo qui, spero di poter vivere qui nel mio paese per il resto della mia vita. Il punto è che la pista da bob, ma non solo quella, perché la pista da bob è solo il simbolo di una tendenza che porta a trasformare il nostro paese, come tanti altri paesi di montagna, in dei villaggi turistici lussuosi ma impossibili da vivere per noi residenti. Manifestare per cosa? Manifestare contro una pista di bob, contro investimenti che sono assurdi, che non, anzi castigheranno i nostri figli e nipoti. Una cementificazione veramente assurda. Manifestare contro l'autoritarismo della politica odierna che non fa delle decisioni, non prende decisioni a favore della popolazione residente. Manifestare perché non sono d'accordo nel come stanno venendo investite le risorse pubbliche che sono anche nostre, e credo ancora che possiamo scendere e manifestare ciò con cui non siamo d'accordo. I manifestanti, riunitisi sotto l'egida del coordinamento ambientalisti dell'Alto Bellunese, anche in questa circostanza erano sì determinati, ma non tantissimi, e nuovamente più da fuori che ampezzani. Chiara la loro battaglia contro ogni cementificazione, comprese le preoccupazioni per quanto accade anche nel centro cittadino,
dove viene denunciata la prospettiva di chiusura di ben 12 alberghi, in un momento in cui a Cortina c'è semmai penuria di camere. Vedi la difficoltà da parte della prefettura nel trovare quelle per le forze dell'ordine che garantiranno la sicurezza in occasione delle Olimpiadi. Alberghi i cui proprietari vorrebbero cambiare la destinazione, trasformandoli in condomini come già accaduto in passato a strutture alberghiere utilizzate per le Olimpiadi del 1956. Cambiamo argomento. A casa di Dino, rassegna ideata per tenere viva la memoria del celebre scrittore bellunese Buzzati. Dopo l'evento musicale di ieri sera dedicato al rap, prepara già il secondo appuntamento. Sarà martedì prossimo e riguarderà Buzzati e le sue traduzioni. Per ore ho bisogno di chiarire idee e di schiarirmi la voce, di schierarmi dove le parole non hanno voce, risposte sbrigative come sveltine estive ma scambiate per amore. Un modo diverso di ricordare Dino Buzzati, e a volerlo sono i suoi eredi. Sul palco il rapper cadorino Gabriele Cratter, in arte Ice, per un pubblico di tutte le età. Quello che faccio è il rap, questo genere musicale che insomma avete avuto un assaggio adesso, sicuramente lo conoscevate. Questo genere musicale molto ritmato, chiaramente caratterizzato dalle rime. Per ascoltare una musica diversa, in tanti hanno affollato il giardino Loris Tormen. Questa mattina c'ho voglia di scrivere quante parole che ho gettato al vento. Spero soltanto che le abbia raccolte e le porti nel grembo del suo movimento. I versi e la poesia nell'età contemporanea, le rime, la metrica, le basi musicali o beat, come sono chiamati in gergo. È stato un ritorno per l'hip hop tra le Dolomiti. La serata è stata intitolata Rap Conti, un incontro di approfondimento sul tema della comunicazione tra i giovani, stimolando un dibattito che ha toccato molti temi e non solo stilistici, ma anche e soprattutto sociali. La serata ha fatto così da apripista ai 4 appuntamenti aperti alla popolazione della 4ª edizione di A Casa di Dino, la rassegna di eventi offerti dall'Associazione Culturale Villa Buzzati, che quest'anno ha come tema i versi e la poesia. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Anticipo d'estate e caldo anomalo, poi la nuova settimana sarà decisamente più movimentata. Ma vediamo intanto il dettaglio di domenica 14 aprile. Sul Veneto l'alta pressione ci regala una giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento in più verso sera sulle Dolomiti. Temperature stazionarie o in locale aumento, minime tra 10 e 16 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio sulla zona montana aumento della nuvolosità. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime sui 23-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui ancora sole con della nuvolosità alta in quota. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime comprese tra 28 e 29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.